Il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, e il deputato regionale Ignazio Abate chiedono al presidente della regione, all'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, un bando pubblico che consenta all'ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine per una più efficiente gestione delle attività produttive di sale e per offrire necessarie garanzie occupazionali. Gli onorevoli Pace e Abate lo hanno fatto presentando un'interrogazione con risposta urgente. I due deputati regionali rilevano che la società Italcali, che gestisce 4 siti minerari produttivi in provincia di Palermo, a Petralia, in provincia di Agrigento, a Realmonte, a Racalmuto e Porto Empedocle, il 30 dicembre del 2022 è stata accordata loro una proroga della concessione mineraria di Salgemma di 1 anno, ma la proroga non sarebbe ritenuta utile al fine della redazione di un piano industriale, in quanto l'attività estrattiva e la valorizzazione della risorsa mineraria non possono essere legate a una programmazione così breve. Gli onorevoli Pace e Abate, nel rilevare che il marchio Sale di Sicilia è il sale iodato più venduto in Italia e che il prodotto Sale di Sicilia contraddistingue anche il sale alimentare naturale in sacchi destinato agli usi produttivi. Sulla scorta di queste considerazioni che l'onorevole Pace e Abate chiedono pertanto quali siano i motivi che hanno condotto l'assessorato a rilasciare una proroga per un lasso di tempo limitato pari a 1 anno e quali siano i tempi previsti per l'emanazione di un bando pubblico che consenta all'ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine per una più efficiente gestione dell'attività produttiva di Salgemma e per offrire le garanzie occupazionali più idonee al mondo lavorativo che ruota intorno alla predetta produzione.